Cari telespettatori, ben ritornati con noi, eccolo qua. E l'avete capito, questa sarà una puntata diversa dal solito, sarà una puntata divertente, piacevole, insomma vogliamo mantenere il sorriso finalmente, una volta tanto ci vuole, dai, avviamoci alla primavera con il sorriso. Appena Boato si sveglia, il sorriso Boato. E allora vi presento subito i nostri ospiti. Federico Della Rosa, Fred, ben arrivato qui con noi in studio. Salve. Davide Stefanato, Ambrogio, ben arrivato anche a lui. Valerio Mazzucato, Beppi, eccolo qua. Ciao. E Davide Boato, Maria. Beppi e Maria, show. Eccoli Maria, qua. noi siamo Beppe e Maria, loro sono il show. Esatto. Qui che mi manda via, mi dice show, Beppe e Maria, show. Allora, voi siete un gruppo conosciutissimo in Veneto e non soltanto, molti hanno partecipato ai vostri spettacoli, vi hanno visto, rivisto in televisione, sul piccolo schermo, eccetera. Insomma, vi siete costituiti, non vi siete più sciolti. Uno tra i gruppi più antichi del panorama, anziani, diciamo, resistenti, continuate a far sorridere. Qual è il ridere. nostro segreto? Esatto, eccolo Dai, qua, tu, dai. qual è il nostro segreto? Risponderà Valerio Mazzucato. Finisce sempre così. Il nostro segreto è la pazienza, capito? Perché Noi in realtà siamo diventati veramente come Beppe e Maria. Sì. Nel senso, ormai siamo dei coniugi, dopo tanti anni di matrimonio sopportiamo vizi e virtù. Ecco, ma io voglio che voi facciate la sopra conoscere non è anche vero. magari a quei pochi, ma ci saranno sempre, che non vi hanno conosciuti, non hanno sorriso come... Quelle pochi milioni di persone. Esatto, che non sarà va. 4-5 milioni qua in Veneto che non mi conoscono. Stiamo insieme, tu sai già perché? Perché dimmi a te. No, Cosa ecco, fa? cerchiamo di... Cosa Perché- fa? Vabbè che... Perché io li do, questi do qua. Ivan sarà 35-40 euro, noi dobbiamo dare. Ecco, sì. Ecco, Io perché allora... Spera sempre che Scusate se interrompo la trasmissione, io non riesco ad andare avanti se prima Ciccio Boato non si toglie quella macchia dal pantalone. È vero, è Io vero. davanti, l'occhio cade sulla È vero, è un po' macchia. una fastidioso. macchia. questo qua fastidioso. Tolto. è il È uno schitto di Colombo. talco per arrampicare, vedi che ho le Le scarpe da arrampicare. perché Ecco, siamo- perché poi tenete conto, poi prima non ve Perché io l'avevo si arrampica detto, col talco? Sugli specchi. Sì. ci conosciamo proprio del vostro sorgere da Ma noi, tantissimi Elena, anni. noi siamo amici da quanti? Da 20 anni. No. È che lei è rimasta all'età che aveva allora. Uguale, Noi siamo non è cambiato. invecchiati. Sì, Uguale. sì. Ma vi seguiranno anche dall'Emilia Romagna, in parte da Lombardia, certo. dal Lazio, quindi da diverse regioni dove magari non avete fatto i vostri show, non ancora, perché poi vi dovete ancora spingere oltre i confini del territorio. È lontana dall'Emilia Romagna. Chiamateci a fare uno spettacolo in Emilia Romagna, nel Lazio, mi piace, a Roma. Roma. Andiamo a al Roma a fare uno Colosseo. spettacolo in dialetto veneto. Ah, sì. Sarebbe il massimo. Nelle comunità venete o romane. Comunità venete romano? Sì, sì. Ci I sono. veneti Come sono- parla? C'è una comunità veneta. E parla. mi sono- C'ho un numero, come qua. Ismissia, la lingua va smissiata, mescolano. Ma no, smissiata. Dai. Scusa se ti no, ma interrompiamo, genuino, Elena. ma è piacevole assolutamente. Poi così imparano a conoscervi chi non vi conosce, invece chi vi riconosce sarà contento e si incolla lì e dice adesso vediamo che cosa ne viene fuori. Chi sono Beppe e Maria? Fred, qualcuno da voi mi racconti questo gruppo, dai. Stefanato. Tocca a Allora, lui. noi nasciamo nel lontano 2000. Ma siamo circa. nel Wikipedia che- 99. dai. 99 2000 con una... Sì, ma se io faccio il serio, Wikipedia. voi fate i deficienti. Non so, dico, non siamo ancora su Lasciate Wikipedia. parlare Stefanato, lo so che è noioso. No, non sono noioso, sono l'unico che parla l'Europa ci ha già accusati di tortura, però ascoltiamo. Vabbè, allora parlate voi, nasciamo nel 2000 e nel 2015 siamo ancora insieme. Va bene, è essenziale, stringato, va bene così. Sì, ma non ti cazzare però. Non si dice incazzare, Non siamo si in fascia, dice, in sì, fascia sì. protetta. Non si può dire niente sulla trasmissione, ma è la fascia protetta. Protetta. Anche a me mi ha commesso una fascia qua perché ho un mal di schiena, no? Perché protetta? Ho sternie. Ma e cos'è Fascia questo show? protetta. Questo show, che cosa è incentrato? diciamo, Quindi questi Dai, protagonisti. Fred, in realtà Allora, cosa è parliamo, successo? diciamo le Vai. cose con un po' di struttura e niente, siamo Grazie per la fiducia. grazie a tutti, È è questo stata che noi ci una bella tenevi. trasmissione, ci sarà domani alle... no, ho sbagliato. Pensavo
E niente, siamo 4 cabarettisti che si riuniscono e che creano insieme degli sketch, cosiddetti sketch di situazione, insomma, sketch che nel nuovo spettacolo che siamo venuti qui, di cui vogliamo parlarne, anche, insomma, bellissimo. un bellissimo spettacolo che si chiama, e lo capiranno soprattutto i romani e gli emiliani, Ciapemo una baia. Traduciamo Ma in ciapemo una baia o ciapemo se una baia? Ciapemo O una se ciapemo una baia? Questo Sappiamo. bisognerebbe chiedere, chiediamo se c'è all'ascolto qualche romano, qualche bolognese che vuole telefonare e tradurre Se ciapemo una una baia. baia, ciapemo una baia. O ciapemo se... O ciapemo se una baia. Un SMS. Ciapemo una baia. Adesso vedremo se Ah, mamma arriva. mia, no? sms mi mette Una sensazione Sì, sì, una E quindi sensazione. noi ci troviamo, scriviamo questi Mai sketch, sazi. li proviamo, ci divertiamo, insomma, e poi li portiamo in scena. Abbiamo debuttato poche settimane fa con grande successo, tutto esaurito, io, e però c'era anche qualche gente fra qualche Non è persona vero, fra era pieno il pubblico. teatro, così. No, era scherzo, era pieno, e adesso inizieremo la nuova stagione teatrale che noi facciamo d'estate. Dai, il primo per spettacolo. teatrale, per le piazze. Piazzale, per- piazzale. Piazzale, sì. Dove vi troviamo la prima volta? La prima volta ci trovati il San Marco il 25 aprile a San Giorgio in Bosco, in all'Alta Padovana, nella festa di primavera, credo sia, adesso non vorrei regaffi, quindi all'aperto la gente va, mangia, si diverte, la sagra, tipica sagra, Di una sana delle sagra di sagre, festa. oppure questa è una sagra, questa qua tu lo sai? Sembra di sì, non mi ricordo. Però Va bene, C'è questa caratteristica che noi non che sappiamo. noi non sappiamo dove Mai andiamo. niente. Cioè, lo sappiamo quando arriviamo là. Neanche dove siete. No, no, è vero, però è noi vero. non sapevamo neanche di qua dove andiamo. Ci hanno detto facciamo una trasmissione, ma non sapevamo che c'eri tu, che era tutto verde qui attorno, invece sembra che sia arredato, una cosa fantastica. Lo studio virtuale, vi Sì, ma quando noi andiamo a Triveneto, quale delle tre? Perché al Triveneto... no, Triveneto, no, Infatti guarda, era in Triveneto. Friuli Venezia Giulia fino a mezz'ora fa, è riuscito ad arrivare in Esatto. tempo. Sbagliato strada, sono andato in E dunque noi siamo specializzati, il nostro cabaret è un cabaret proprio popolano da sagra, per le famiglie, bambini, vecchi, tutti quanti. Ma insomma. avete dei ruoli. Vecchi siamo non per noi, siamo Sì, noi. ormai ci facciamo eravamo giovani, poi un po' alla volta. Ma avete mantenuto dei ruoli però, se Ma non allora, sbaglio, le più o ruoli- meno. sì. Sì, Sì. siamo una specie di Charlie Angels, lui è il Charlie che non si vede mai, ci telefona e mi dice lo sketch si fa così, queste sono le nostre prove, noi siamo gli angeli che porta pazienza. No, noi abbiamo mantenuto dei ruoli anche perché è l'unica cosa che possiamo mantenere in questo periodo di crisi. I ruoli. Neanche noi stessi. Noi abbiamo, esatto, e praticamente io sono, diciamo così, la spalla, ecco qua, Beh, mica tanto. la spalla. Io la coscia. Mi il fegato perché Loro due hanno i personaggi protagonisti dello coniugi, show, che i famosi sono i coniugi. Beppe e Maria, le vecchiette, Tony e Ciano, i due E contadini. io vado a ritirare i cachè a fine spettacolo e basta. E Stefanato, noi ancora ci stiamo chiedendo Perché? cosa ci sta. Perché è qui? Perché? Perché? Ogni tanto Stefanato è l'anello mancante. L'anello mancante, è la A proposito di anello mancante, quando sei che ti sposi? la scimmia del similare. Comunque ha un ruolo anche lui, in qualche modo. Ma anche no, lui. ma no, Lo di- scopriremo, lo Perché? scopriremo. No, lui è molto bravo a interagire con il pubblico, a fare Quando c'è? la cosiddetta Ambrogio. improvvisazione con il pubblico, a stroppare i busi. Lui non c'è nessuno come lui. Tappabuchi, tappabuchi. Benissimo, però voi siete tappabuchi, nati come con Beppe e Maria, insomma, questa è stata proprio la vostra, che poi si è coniugata in vari tipi anche di trasmissioni, di personaggi, cose che sono diventate famosissime, hanno fatto il vostro successo. Certo. Qual era il segreto, qual è l'elemento cardine principale, perché? Guarda, Perché Elena, piaceva, è dai. cominciato Rispondi tutto, di che era di sì. nel 2000, era l'ultima puntata di questa trasmissione che si chiamava Cantina Cabaret e mancava uno sketch. Mi ha detto cosa potremmo fare? E Valerio e Davide si sono inventati questi due personaggi con la collaborazione Era e io guardavo. orripilante visto E io da guardavo. vicino, E io guardavo. Fatto sta che è cominciato questo Beppe e Maria, uno sketch assolutamente Quindi casuale in quel tipico momento. Sì, sì. signor Veneto Esatto. con la moglie. Con la moglie, ormai con la sposati da un N po' di anni. tempo. No, bisogna dire che la vera ragione del nostro successo è stata data dal fatto che le televisioni locali allora, 20 anni fa, investivano molto su il territorio, insomma, cosa che un po' si è persa. Noi abbiamo avuto, tra l'altro oggi lavora qui Gianfranco Don Vito che ci ha un po' scoperti, insomma, ci ha dato carta bianca, facevamo quello che volevamo e quindi abbiamo avuto, anzi lo ringraziamo, ciao Gianfri, so che ci stai guardando, sei molto invecchiato, ti abbiamo visto prima, ma insomma ti vogliamo bene lo stesso.
E siete stati scoperti e lanciati, Esatto, insomma. e quindi c'era una libertà che oggi non c'è, perché con l'avvento del digitale terrestre bisogna coprire più territorio, non ci si può limitare al Veneto, e quindi abbiamo avuto questa libertà e abbiamo creato delle cose che erano pazzesche. Folli all'epoca. Tipo Il Grande Frodeo. Ecco, Una parodia del Grande Fratello, era il primo anno del Grande Fratello, e noi facciamo il Grande Frodeo con Beppi, Maria, Ambrogio e Nameregoe, che era questo topolino che girava per questa casa, e seguivamo pari pari quello che succedeva nel Grande Fratello. Quindi voi facevate la copia veneta, Esatto, ruspante, di quello che era il Grande Chiusi Fratello. dentro questa casa come i protagonisti del Grande E Fratello. la curiosità è che noi siamo stati citati anche dal Grande Grande Fratello Grande. ufficiale No, di Canale sul 6. serio? Sì, 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 Ah. Perché avevamo un personaggio, la signorina Eva Strangoso, che era interpretato da Valerio Mazzucato. Sì. e- Facciamo 2 o 3 battute per ricordarlo. Allora, sentiamo, signorina Strangoso, signorina Sì, Strangoso. mi dica signora Fred, buongiorno. Salve, signorina Strangoso, mi dice sempre quel calembour Il che calembour, mi racconta sì. alla fine che differenza c'è? No, che è troppo volgare, Ah, non si bene. può fare. Vabbè, lo facciamo alla fine, va bene. alla fine. E insomma, No, e comunque c'era una domanda, no, che noi donne in stato di gravidanza ci chiede. Sapete qual è la differenza tra una donna incinta e un arrosto bruciato? no, qual è? Nessuna, perché in tutti e 2 i casi bisognava cavarlo prima. Ecco, bene, molto bene. Abbiamo molto, finito altro. Molto bene. Va bene, E allora, ok, livello andiamo- altissimo. Questo personaggio aveva un tormentone che Era era freddo, ma io non capivo cosa che bisogna cavare. Smettila! la maccia sul padrone. Canete. C'era questo personaggio, aveva un tormentone che si chiamava Anca. Anca. Bene, c'era uno dei concorrenti del Grande Fratello, era Tommy V, Tommy V, DJ, DJ. Veneto, e allora i suoi amici, per fargli una sorpresa, gli hanno fatto avere una torta con su scritto Anca, gnanca, e lui in diretta ha spiegato che si riferiva al nostro personaggio, insomma. Quindi salutiamo Tommy V. Caspita, quindi ma questo vi ha giovato, vi ha portato a... No, non c'è no, nessuno. zero proprio. È stata una soddisfazione per noi. Hanno fatto anche il carro mascherato di Beppi Maria. Hanno Eravamo fatto da cara anche Mascale di Maria, eravamo la parodia ufficiale del Grande A Onara di Fratello su Tombolo. internet. Caspita. Stato un bel Ciao periodo. Tusi di Onara, Salutiamo gli gli amici di Onara di Ciao, Tombolo. ragazzi. È il celebre carnevale di Onara di Tombolo, è un onore assolutamente. Ma come interagivano, anzi come interagiscono Beppi e Maria? Qual è il loro elemento forte di durata della coppia? Cioè il E segreto durata della di un coppia successo? è che non vanno d'accordo, per questo durano. E quindi cercano... Hanno sempre qualcosa da dire. Esatto. Come Sì, tutte sì. le coppie nella realtà, le coppie sì. nella realtà, quelle Sì. che funzionano e vanno avanti anni, è perché c'è una lotta fra di loro, litigano a darsi torto, Una sfida, ragione, chi una vincerà? sfida, è Mai una nessuno. missione. E Beppi e Maria Si sfogano tutte... Ma già, voi che potete dare il là alla coppia per innescare un meccanismo Loro possono di litigare su interazione. qualsiasi cosa, Elena. Scegli un argomento e loro sono in grado di scegli un litigarci. argomento. Qualsiasi No, cosa. non mi viene in mente, sceglietelo voi. No, un una argomento, roba qualsiasi. cosa. Una roba qualsiasi, ad esempio... No, di la prima parola che ti viene in mente, Elena. La prima parola che ti viene in mente. Arrosto. Arrosto. Detto brusanca, ancora detto Vedi. brusanca. Fardrio con quel telefonino sempre a catavardi, Colpa tua, te godito del sualo, Come mi fai? sei Dopo venuto- dice che femmina riesce a fare 3 robe su una volta, 3 robe contemporaneamente. Sì, che sono una Brusare e notaria. arrosto, a stare cregato Sono a andare in bagna, notaria, che sei te. matto, che mi devo se portare E chi sei che via dà la l'età roba in del terra? pa- Ah. se già Ah, perché ti figlio compri mi a dice gallina? che no, Titi E sì. dico la cucina. È brava in cucina, signor Beppi, è brava in cucina, sì. È brava in cucina, signora Maria, sì. In cucina questa qua. potrebbero andare avanti Ore, veramente ore. Ah, già improvvisando Sì, così. ci sono delle volte che loro fanno lo sketch sul palco e io e lui siamo dietro le quinte, che bisogna abbatterli perché perché non Io mi sono laureato dietro le quinte estate da Maria. Ho fatto esami. online, sì. Cioè, pensa che mia moglie si è fatta quella vera, si è fatta mezza gravidanza dietro le quinte durante uno e dopo E una volta è Fred- stato concepito anche dietro le quinte mentre lui era sul palco. Quindi non diciamo niente. Voglio dire chi può essere Ciao, stato. Elena. Benissimo. Ricordiamo, una volta Elena, il nostro Fred, ha preso sonno dietro le quinte. Si è No, addormentato. addirittura. Succedono molte più cose dietro le quinte che davanti. Ma questo infatti lo sapete, noi vogliamo scavare dietro le quinte. Scaviamo. Trovi Sono uno anche due che volate dormono. via le quinte. Quindi questo è uno tipo di interazione tipica, ma uno si chiede vedendovi, ma
l'input dove è venuto? Da una vita familiare, da situazioni particolari? Ma lì dovresti Vabbè. chiedere al mio analista perché... Al mio analista. No, ma adesso se non hai un analista... A me se non servirebbe dici di non avere la un analista... moglie di Beppi, mi servirebbe, cioè, per capire. Non ce l'ho un analista. Vabbè, ora ma trovo l'analista adesso, va bene. Nella vita Una volta che voglio quotidiana, fare una roba Beppi, figa... com'è? No, allora, la Elena sta facendo una domanda seria. ragazzi. Io non riesco a fare una domanda, a rispondere. Innanzitutto, da cosa nascono tutte queste cose qui? Non so, da Cioè, esperienze la di vita formazione. vissuta. Da esperienze di vita Infatti, quello per capire, sono proprio dinamiche delle classiche vecchie Sono cose. rielaborazione dei Io propri... direi che la vita di tutti i giorni, le piccole difficoltà, quando si va a fare la coda in posta, quando si va a fare la spesa, tutte le difficoltà che vivono per esempio anche i nostri uomini politici nella vita di tutti i giorni, e Cose normali. allora automaticamente ispirano gli sketch, le cose, avvicinano alla realtà. Infatti gli uomini politici sono molto vicini. E la politica fa parte dei vostri... No, noi cerchiamo di evitare perché... La evitiamo. Tranne il nostro Fred che è informatissimo, noi sappiamo anche molto di meno di politica e non ci piace parlare durante gli spettacoli di politica, evitiamo Di qualcosa che di proprio parlare. esula dalla vostra... Sì, perché facciamo uno spettacolo appunto, perché vada bene a tutti, indipendentemente. Noi abbiamo Questa le è la nostre nostra politica. idee politiche, però nello spettacolo Certo, è è un'altra ovvio. cosa. Quindi questi sono un tipo di personaggio, dopo andremo magari ancora a scoprire meglio qualcos'altro di Beppi e Maria. Quali altri personaggi incardina la coppia con il supporto Ma naturalmente anche di lui fa Ambrogio? dei personaggi. Sì, ne fa un anche sacco di Ambrogio. personaggi. Ma io perché devo venire in televisione a farmi offendere da te? Lui- Spiegamelo per ti ho- quale ti ho portato motivo. i fumetti. Allora puoi dire quello che vuoi. Cioè conosci già le tecniche di ammonimento. Lui fa dei personaggi che li fa malissimo. Cioè, volevo dire, Aveva li parlato fa- quello che è vestito così da 15 pubblicità, anni. pubblicità. No. Ah, Beh, ne parliamo dopo. Va bene, dai. Allora, Restano lì tutti in attesa di sapere dei personaggi Quali? di Stefano anche a quali Roma, nell'arte. esatto, dai, pubblicità, Pubblicità. dopo scopriamo quali altri personaggi e poi vi diamo qualche altra chicca, magari qualche anticipazione di cosa diranno, si inventeranno, eccetera, Beppe e chissà. Maria, tra poco.